Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario la cronaca. La Polizia di Stato di Venezia ha dato esecuzione a 5 provvedimenti di custodia cautelare in carcere e 2 divieti di dimora nella regione Veneto nei confronti di 7 individui, tutti gravati da precedenti penali e di origine straniera e in gran parte senza fissa dimora, ritenuti responsabili di più di 10 rapine aggravate a Mestre all'interno del quadrilatero di Via Piave. Nonostante le difficoltà operative volte al loro rintraccio, la squadra mobile della Questura di Venezia è riuscita ad individuarli dando piena esecuzione alla misura disposta dal GIP. Gli indagati, in base alle indagini, agivano di notte nei confronti di ignari passanti, molti dei quali erano persone uscite dai luoghi di lavoro. Le rapine erano commesse minacciando e in alcuni casi picchiando e ferendo le vittime con armi da taglio. La ricostruzione investigativa si è basata sulle immagini di videosorveglianza comunali e sulle testimonianze dei cittadini che avevano assistito alle rapine. 10 rapine, accompagnate anche da comportamenti violenti, avevano messo in allarme la popolazione residente nel cosiddetto quadrilatero di Via Piave a Mestre, grazie alla Procura della Repubblica di Venezia e alla Polizia di Stato, che hanno saputo, con pazienza e capacità investigative, individuare coloro che sono ritenuti colpevoli dei reati, e non era facile, emettendo 7 misure cautelari. Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zai, esprime i suoi complimenti agli inquirenti e alle forze dell'ordine capaci di far luce su una lunga serie di rapine perpetrate di notte nei confronti dei passanti, molti dei quali, come detto, lavoratori di ritorno a casa. In quest'area di Mestre, aggiunge Zai, le forze dell'ordine hanno da tempo puntato i loro fari investigativi. I risultati si sono visti e si stanno vedendo. Chi delinque, qui come altrove, deve sapere che la legalità non si arrende mai. E nella notte di martedì 26 marzo i carabinieri della Compagnia di Venezia hanno arrestato in flagranza di reato un quarantenne tunisino per detenzione ai fini di spaccio. I militari, durante un mirato servizio di osservazione, si sono recati presso la sua abitazione dove hanno trovato cocaina già suddivisa in dosi, denaro in contanti, un bilancino di precisione, nonché materiale vario per il confezionamento dello stupefacente. Durante la perquisizione domiciliare sono giunti, in momenti diversi, 2 connazionali, uno dei quali è stato denunciato a piede libero, poiché trovato in possesso di cocaina ed alcune dosi di hashish, mentre l'altro è stato segnalato al prefetto di Venezia, in quanto trovato in possesso di una dose di cocaina per uso personale. Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell'autorità giudiziaria, l'arrestato è stato posto in libertà. E poco prima delle 15 di ieri, mercoledì 27 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Canove a Martellago per l'incendio del tetto di un'abitazione innescato dalla canna fumaria di un caminetto. I proprietari sono stati assistiti sul posto dai sanitari per aver respirato del fumo. I vigili del fuoco arrivati da Mestre con 2 autopompe, l'autobotte e l'autoscala e 14 operatori hanno iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo a sezionare il tetto ed evitando un incendio generalizzato di tutta la copertura. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate alle 19. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.